Buongiorno, ben arrivati a questa prima iniziativa, questo primo tentativo di vedere se è pensabile e possibile portare a Verona, nell'ambito di Fiera Verona, l'esperienza che abbiamo fatto in 10 anni di attività con Cortina Incontra e abbiamo iniziato quest'anno a fare con Roma Incontra. Ma prima di entrare nel merito del dibattito e chiamare i nostri ospiti, chiamo qui il Presidente di Fiera Verona, Ettore Riello, per un saluto introduttivo. Grazie. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Questa è veramente un'iniziativa per noi molto importante. Ci siamo incrociati con Cisnetto e abbiamo così condiviso l'opportunità che certi momenti così di approfondimento di quelli che sono i fenomeni che in un mondo come il mondo fieristico accadono, avvengono, sono momenti molto importanti che danno contenuti, che danno ricchezza, ma che soprattutto consentono di realizzare un progetto di continuità rispetto a un momento fieristico che quando inizia la fiera inizia, ma alla fine è terminato. Nello specifico poi credo che questa manifestazione di Job Orienta per noi sia veramente un fiore all'occhiello, perché trattiamo con i giovani, ma con i giovani andiamo e cerchiamo di capire come si muove il mondo del lavoro e quindi quali possono essere le prospettive per trovare poi un domani una soddisfazione professionale e personale. Oggi la situazione è veramente complicata, difficile, il caos regna in maniera pesante, in maniera determinata, però è anche un mondo di opportunità, un mondo che a volte oggi trova difficile, difficilissimo poter essere chiaro sin dall'origine cosa è opportuno fare e in che modo procedere. Qui oggi abbiamo voluto aggiungere un qualche cosa che forse è poco tecnico, che forse non dà le spiegazioni di un certo tipo, ma vuole entrare di più su quelli che sono i contenuti emozionali e come con il sogno, con l'aspettativa, col desiderio di poter ottenere un certo risultato si possa veramente costruire comunque un futuro. Ecco, io penso che proprio questo sia l'elemento centrale, cioè dobbiamo avere quegli stimoli, quegli sproni, quei desideri, quei sogni che ci consentano poi di impegnarci in un certo percorso. Poi i primi sono pochi, i secondi un po' di più, però diciamo è un mondo veramente ampio e credo che di soddisfazioni se ne possano trovare tantissimo. Io così dico che il caso ti viene sempre incontro, poi lo si può far scivolare oppure lo si può far divenire occasione della propria vita. Ecco, allora proprio in questo auspico che questo primo incontro, che vuole essere un inizio con Cisnetto in un certo modo, possa essere, un momento di conoscersi di più e meglio e soprattutto tirar fuori quello che per il nostro futuro può essere, molto importante. Quindi darei inizio, quindi mi ritorno al mio posto, augurando quindi a tutti, di passare un'oretta insieme molto positiva per noi tutti. Grazie Cisnetto. Grazie Presidente. Grazie. E allora diamo inizio all'incontro che, come sapete, è un dialogo tra due grandi imprenditori e un campione dello sport. Il titolo è un po' provocatorio, voglia di lavorare saltami addosso, ma è in realtà la provocazione che deriva dalla constatazione che siamo di fronte ad uno scenario in cui c'è disoccupazione, sottooccupazione, precarietà e nello stesso tempo però nei giovani c'è una continua lotta tra la capacità e la volontà da un lato, la pigrizia e il disimpegno dall'altro, perché è inutile che facciamo l'apologia, ci sono entrambe le tendenze e questa eterna lotta tra queste due tendenze contrapposte è quello di cui vogliamo parlare. Ma chiamo subito gli ospiti qui sul palco, comincio con Mario Moretti Polegato, Presidente della Geox. Eccoti, il tuo posto è qui, benvenuto. E poi con Matteo Marzotto, imprenditore, commissario straordinario dell'Enit. Benvenuto, qui a fianco a me. E infine, direi il più atteso, senza volerne agli altri due ospiti, il
pilota, consulente di sicurezza del campionato del mondo di MotoGP, Loris Capirossi. È arrivato. Allora, la giornata è scandita da notizie che, come vedete se aprite i giornali, sono particolarmente ansiogene, ma è anche scandita dal fatto che per la prima volta il nuovo governatore della Banca d'Italia ha parlato, e in un momento in cui si sarebbe aspettato che pronunciasse la parola default, si occupasse della crisi finanziaria, ha parlato dei giovani, ha parlato della precarietà dei giovani, ha detto che la precarietà dei giovani e l'alto livello di disoccupazione giovanile, che in Italia è al 30%, con punte ancora più alte nel sud Italia, è il grande problema che abbiamo di fronte. E di fronte a questo il nuovo governatore della Banca d'Italia ha detto: se c'è una cosa sulla quale non bisogna lesinare, non bisogna risparmiare, Quattrini, è quella dell'istruzione. Bisogna spendere in istruzione, bisogna fare in modo che scuola e università siano un passaggio fondamentale verso la vita lavorativa, e di questo si occupa proprio la fiera Job e Orienta, che ci ospita e che ringraziamo nella sua organizzazione, il Presidente e nel Direttore di Fiere Verona, che ci hanno voluto dare questa opportunità. Allora, io comincerei da Polegato, perché quest'estate, partecipando a Cortina Incontra, Polegato ha detto anche lui parole molto simili a quelle che ho sentito dire da Visco, forse ti ha copiato, e cioè che il problema dei problemi è quello dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nella società, e quindi il passaggio tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro. Io vorrei che tu raccontassi a questi ragazzi come vedi, da imprenditore, da grande imprenditore, che tra l'altro ha la possibilità di dare occupazione, l'ho avuta molto, perché la Geox è una realtà abbastanza giovane che in pochi anni è diventata una straordinaria realtà non solo italiana ma internazionale. Come vedi il problema dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro? Beh, innanzitutto volevo salutare, mi sento onorato di essere qui a Verona stamattina e soprattutto a parlare ai giovani. Perché? Perché i problemi in Italia sono tanti, soprattutto a livello dell'economia, però la priorità assoluta è di poter aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro. Qualche giorno fa ho avuto l'onore di essere invitato al G20 a parlare ai giovani imprenditori a Nizza e a Cannes. E ho trovato e mi sono reso conto che il problema non è solo italiano, ma il problema oggi è mondiale, che addirittura il problema va interpretato col termine della demografia. Che cosa vuol dire? Il problema del futuro sarà come riusciranno a trovare l'inserimento nel lavoro i giovani da una parte, e dall'altra come far lavorare assieme questi giovani con i senior, con quelli che vengono definiti capelli grigi, visto che la vita, l'allungamento della vita, fortunatamente, sarà uno dei temi dei prossimi anni. Quindi oggi sicuramente parliamo ai giovani, però sarà un problema ancora più grande nel futuro. Perché i giovani oggi costituiscono un grande interesse? Io posso dire una cosa, che se è vero che il rilancio dell'economia a livello mondiale viene fatto attraverso l'innovazione, la ricerca, nel mondo giovanile c'è l'humus per fare la ricerca. Posso portare l'esperienza della nostra azienda, certo, che è costituita dal cuore dell'azienda. L'azienda Geox oggi dà lavoro fra diretti e indiretti a 30.000 persone in più di 100 paesi al mondo. Però il quartier generale nostro è costituito da 700 ragazzi dall'età possiamo dire dai 28 ai 38 anni, ai 40 anni. Gran parte di questi ragazzi sono laureati, provenienti da varie regioni d'Italia e anche dall'estero, ma alla fine sono stati loro i veri fautori del nostro successo. Sono stati loro a creare questo. Però la nostra attenzione è stata quella di seguirli, prima di tutto di convincerli a venire da noi a collaborare assieme, e la seconda di entusiasmarli, perché noi sappiamo che molti giovani oggi escono dalla scuola
e non hanno la preparazione tecnica per poter lavorare. È vero che ci aspettiamo riforme politiche, riforme dell'università, contributi che il governo europeo italiano ci può dare, ma sapete, il mercato non sa aspettare. E quindi noi abbiamo creato all'interno della nostra struttura, fino dall'inizio, parlo della nostra esperienza di Geox, 4 scuole di formazione. Scuole per i tecnici, scuole per i manager, per i top manager. Ogni anno assumiamo dei giovani, invitandoli a aderire alle possibilità di partecipare a questi corsi. Per dire, l'anno scorso ci sono pervenute 3.000 domande, abbiamo selezionato 20 di questi ragazzi. Questi ragazzi rimangono da noi per un periodo dai 4 ai 6 mesi, non lavorano, prendono un sussidio. Al mattino parlo aule all'interno di un'industria, non nella scuola. Hanno dei professori per la parte teorica che noi sponsorizziamo e nel pomeriggio ognuno di questi ragazzi ha un tutor per la specializzazione. Ora voi capite, questi ragazzi... Specializzazione in fabbrica? Dipende il tipo, perché i corsi cambiano a seconda delle necessità dell'azienda. Possono essere corsi tecnici, di marketing, di finanza, dipende il momento della necessità dell'azienda. Le materie che insegniamo a questi ragazzi sono non solo materie tecniche, ma insegniamo la lingua, per esempio, perché parte di questi ragazzi non sono italiani, quindi essendo un'azienda italiana devono conoscere anche l'italiano, oppure gli italiani conoscere l'inglese. E allarghiamo, diciamo, questa cultura sui ragazzi fino a toccare l'etica, perché questi ragazzi poi, nella nostra dimensione, devono girare il mondo e devono comunicare con altrettante persone con culture diverse. Poi vengono assunti dall'azienda e vengono dislocati nelle varie sedi che noi abbiamo nel mondo. Detto questo, è vero che un imprenditore... Quante aziende fanno questa cosa che fai tu? Guardi, il problema è che il mercato vorrebbe che ogni azienda facesse questo. Certamente non possiamo pretendere che un piccolo e medio imprenditore del Nord-Est, con tutta la buona volontà, con tutta la passione che può mettersi verso l'azienda, che abbia la possibilità di fare questi tipi di investimenti. Sicuramente deve esserci un contributo collettivo da parte del governo, della politica, eccetera, per aiutare questo. Però questi ragazzi, e volevo fare un passo all'indietro, li impegniamo. Una parte di questi ragazzi lavorano nello stile, una parte di questi ragazzi lavorano nella ricerca. E le idee, c'è stata un'indagine che ha determinato che le idee nuove nascono per l'80% sui ragazzi che hanno dai 20 ai 28 anni. Sembra una roba incredibile, cioè esiste l'inventore di tutte le età, però è stata focalizzata a questo. Perché? Perché, vede, nel mondo giovanile c'è l'entusiasmo, per chi crea deve avere l'entusiasmo, deve esserci la passione. Nel mondo giovanile esiste il rischio, forse la irresponsabilità, cioè faccio una cosa che è fuori della norma, ma che comunque quella cosa un domani, se ben gestita, può portare la fortuna da qui l'azienda. E qui nel Nord-Est ne abbiamo avuti esempi prima di Geox, in questo tono. Quindi noi oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impegnarci tutti, non possiamo noi a colpire soltanto la classe politica, ma tutti noi dobbiamo collaborare per far sì che questi giovani possano essere inseriti nel mondo del lavoro. Io ho proposto a Cannes un'idea che potrebbe essere europea e anche italiana. Perché non dare delle agevolazioni alle imprese che assumono dei giovani dall'età dei 20 anni ai 25 ai 26 anni, che in questo periodo fossero esenti dai contributi? Io sono sicuro che questi ragazzi verrebbero rastrellati dalla strada. E qual è il vantaggio? Prima di tutto questi ragazzi entrano nell'impresa e incominciano a imparare un lavoro. Poi questi ragazzi incominciano a sognare anche di farsi una famiglia, di magari farsi un mutuo, di comprarsi una casa. Una grande opportunità sarebbe per i genitori, che finalmente vedrebbero questi ragazzi non più i ragazzi mantenuti, ma che possono avere un futuro. Ma il grande problema che noi risolveremo attraverso, diciamo, questa idea sarebbe di sollevare questi giovani da un problema psicologico. Perché?
perché in ognuno di noi non c'è peggio di pensare non ce la faccio, di convincerci non ce la facciamo. E se questa, diciamo, mentalità, di questa maniera di pensare incomincia a entrare nel mondo giovanile, le conseguenze non le paghiamo noi, ma le paghiamo nei prossimi anni. E quindi è una situazione talmente di emergenza che forse non ci rendiamo conto di questo. Io ricordo un antico proverbio cinese che diceva: una generazione mette il seme e l'altra generazione ne gode l'ombra. Ma chi è che deve mettere il seme? Siamo noi, tutti assieme, la mia generazione. Quindi l'auspicio mio è questo: la politica adesso sta cambiando, speriamo, deve cambiare. Ma tutti assieme a noi dobbiamo concentrarsi nel mondo giovanile. Dobbiamo sapere che le industrie nascono con le idee, che oggi nel mercato non possiamo andare con dei prodotti generici, ma devono essere dei prodotti innovativi, e nel mondo giovanile noi possiamo utilizzare la grande capacità, la creatività, l'entusiasmo, la irresponsabilità. Quando vediamo questi ragazzi che ci passano con una macchina a tutto volume, forse li giudichiamo irresponsabili, ma sono quei ragazzi che riescono a rompere quegli schemi e quell'ingessamento dell'impresa di cui l'impresa non va più avanti. Grazie Apollegato. E adesso passo a Marzotto perché voglio proporgli una indagine proprio recentissima fatta dalla Confesercenti, secondo la quale l'84% di chi sta tra i 18 e i 24 anni si definisce preoccupato del fatto che non troverà lavoro dopo aver finito la scuola o l'università. Il 94% di questi ragazzi guarda con timore alle opportunità lavorative che si potranno aprire, il che vuol dire guardare con timore significa sia pensare di non trovarne, sia di pensare di trovarne inadeguate dal punto di vista della qualità del lavoro e dal punto di vista della quantità di denaro che esso può procurare. L'88% dei ragazzi tra 18 e 24 anni è pessimista, diventa il 75% quando si va nella fascia 35-45 anni, che comunque è molto alto perché è una fascia di età in cui la gente dovrebbe essere già pienamente inserita nella società, e il 75% di chi ha un elevato titolo di studio ha questa propensione al pessimismo. Allora, di fronte a questi dati, tu pensi che, come dire, questo stato d'animo corrisponda alla realtà delle cose e quindi è pienamente giustificato, oppure siamo di fronte a degli eccessi di pessimismo che francamente dovremmo poter non avere? A giudicare dal successo che stai per avere, sto perché per un po' di avere, gente... mi devo preoccupare io, sì. Non mi inviterete più, penso. No, io credo che l'Italia sia un paese difficile, e credo che sottoscrivo quello che ha detto Mario poco fa e anche il governatore della Banca d'Italia, perché è il dovere della generazione successiva, il dovere della generazione precedente, lavorare affinché, diciamo, il terreno sia migliore per la generazione successiva. L'Italia è un paese difficile perché ha una storia, diciamo, dal secondo dopoguerra complicata. Io però vorrei oggi, per fortuna che una buona parte se ne sono andati, ma vorrei anche cercare di essere obiettivo anche un po' dall'altra parte. Certo, è quello che perché io ho delle percezioni che se no, ragazzi, qui continuiamo a raccontarci la storia che non trovano lavoro, sono preoccupati. Esiste un dato, che è un dato Istat, che abbiamo guardato recentemente, che si cita troppo spesso, che è il rapporto nella fascia 18-30, tra quelli che sono iscritti all'università e che la finiscono è un sottodato, tra quelli che sono iscritti all'università e iscritti alle liste di collocamento contemporaneamente o che fanno lavori interinali, e tra quelli che invece non compaiono da nessuna parte, essendo cittadini 18-30 anni. Lo dico perché qualche anno fa un ministro, persona di grande spessore, ha parlato di bamboccioni e non era una persona, diciamo, che aveva uso di atteggiamenti aggressivi, e credo che sia stato una persona che ha ragionato prima anche per la posizione che aveva.
Allora io nella mia esperienza, adesso ho 3 anni di pubblica amministrazione, di civil servancy, diciamo, ho girato un po', poi insomma tutto quello che ho ce l'ho nelle aziende, quindi aziende diverse con probabilmente un comparto diverso, meno dinamico, anche meno dinamico nell'organizzazione, quelle di Mario Moretti, ma aziende che hanno molto investito, continuano molto a investire nei giovani. Io non ho la sensazione che questi ragazzi abbiano la motivazione sufficiente. La motivazione non è data da fuori, perché se iniziamo a cercare le motivazioni esogene è un po' complicato. Le motivazioni in qualche modo, ecco perché ho detto è un paese difficile, con una cultura difficile, con una serie di storie che sono un paese, come si dice nel tessile, lungo e stretto, no? L'Italia, dove il nord è diverso dal sud, e in un certo qual modo non c'è una grande connessione, dove c'è un'economia reale molto diversa dall'economia citata, insomma dall'economia espressa dai numeri, in particolare nel turismo, dove c'è una frammentazione, un individualismo e un'individualità confuse dagli italiani, il valore dell'individualità e il danno dell'individualismo. Allora, io girando parlo ogni tanto, vado a incontrare i ragazzi alle università e poi se mi lascerai un minuto ti racconto cosa abbiamo fatto per i 175 anni della Marzotto. Io, gente che magna la sedia, che magna la carrega, ne ho vista poca. Io ne vedo poca e io non accetto che magna la carrega intendi dire che c'è un po' di peperoncino? Che ha voglia, cioè Capirossi da ragazzino che è stato il più giovane, non so Loris, o uno dei più giovani campioni del mondo, io me lo ricordo come parlava. Cioè, lo sportivo ovviamente ha, come dire, un obiettivo più semplice, nel senso che psicologicamente è un obiettivo mosso dalla passione, però imprenditori come Mario, che conosco dall'inizio della vicenda Geox, era uno che, viva Dio, ti sedevi lì e vedevi un quarantenne, forse anche 38enne, che ti spiegava la sua visione a 20 anni dopo. Mio nonno, la sua visione a 20 anni, 30 anni dopo. Allora io dico, le mie motivazioni, io sono pieno di timori, sono pieno di dubbi, l'ho scritto un libro parlando di paura, quindi io non ho fatto niente. Cioè, prima una signora mi ha intervistato e mi ha detto, imprenditori di successo, c'è scritto lì, io non ho, io sono stato molto fortunato, diciamo che ho messo a sistema quello che ho potuto mettere a sistema e ho avuto molta fortuna. Adesso sto riscommettendo tutto, facendo il piccolissimo imprenditore, partendo da zero con una start-up in questo momento. Quindi vi devo dire che la percezione non è che vi dovrebbero formare meglio, la percezione è che bisogna volersi formare bene. Io ho parlato recentemente a Bicocca, una delle università di Milano, dove c'è un qualificatissimo corso di formazione al mondo del turismo, diciamo, a operare nel mondo del turismo, e ho chiesto, c'erano 320 ragazzi, ho chiesto in quanti sapevano l'inglese. Ma sapete quante mani ho visto? Ma cioè, ragazzi, non ha senso, non è possibile. Non è che le scuole non ve lo insegnano l'inglese, non è quello, ve lo imparate altrimenti, sui libri, su internet. E questo che sto cercando di dirvi, bisogna avere voglia, bisogna avere, metaforicamente parlando, grazie a Dio, fame, bisogna voler vincere, perché a Mario Moretti, o anche a noi, è capitato di vivere in un'epoca in cui 3 miliardi di persone circa sono potenzialmente nuovi clienti, di cui diciamo circa 300 milioni sono nuovi clienti per i nostri prodotti, parliamo dell'alto di gamma, così non diciamo luxury che non si sa mai. Però le barriere d'ingresso e la competizione e il movimento, diciamo, di ricchezza che si è creato dall'Occidente all'Oriente del mondo è enorme. Allora io che cosa ho pensato di fare? Perché poi sembra che io sia contro i giovani, il contrario, cioè io credo soltanto nei giovani. Per i 175 anni della Marzotto, che è una società tessile, di cui si dice, del tessile italiano, si dice è finito. Non è finito. Ci sono nuove grandi opportunità proprio in virtù di quei potenziali 3 miliardi di clienti che amano l'Italia, e qui mi collego al turismo, con Enrico Cisnetto abbiamo parlato tante volte, e che vogliono il prodotto italiano, amano il Made in Italy. Lo stile italiano. Lo stile italiano, quello che io chiamo, in azienda chiamiamo stile Italia.
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo postato il mio faccione per 8 minuti, abbiamo fatto un contenitore su web, roba facile, tecnologia facile, YouTube, quindi quasi un telefonino. Abbiamo postato il mio faccione, io in 8 minuti ho detto chi sono, qual è l'azienda, vagamente, e che l'azienda, compiendo 175, cerca di capire come sarà ai 200 anni. Io sugli anniversari sono poco convinto, anzi li trovo stucchevoli, noiosi, però 175, voi capite, tanta roba. Mi è venuto da dire, ditemi, questa è la provocazione, ditemi come sarà la Marzotto e il comparto tra 25 anni, ai 200 anni. E cercate di dirmelo, io vi do una mano, vi do alcuni spunti, alcuni briefing, voi me lo dite. In pochi giorni hanno risposto in 400 di tutte le università del mondo. Non l'avete letto da nessuna parte perché non abbiamo fatto nessun tipo di pubblicità salvo il word of mouth, il passaparola. Abbiamo fatto una prima selezione di 70, una seconda selezione di 25, perché 25? Intanto perché la Marzotto è un'azienda piccola che nel frattempo deve cercare di sopravvivere e di prosperare, per cui abbiamo, diciamo, dimensioni limitate. Abbiamo una grande traduzione di formatori, 25 per 7 fa 175, quello doveva essere il payoff. Abbiamo selezionato questi 25 ragazzi, hanno lavorato per 7 settimane connessi tra di loro attraverso internet, sto parlando di tutto il mondo, dopo vi dico le nazionalità. Poi sono venuti 7 giorni in Italia, hanno fatto un giro dello stabilimento, degli stabilimenti in Italia, quindi sono stati a Valdagno e nel Veneto, sono andati a Biella, nella parte dei tessuti più fini, e poi sono andati a Laratti, a Como, e hanno visto ovviamente della seta, sì, con un'acquisizione che abbiamo fatto tra il 2009 e i primi 2010. Hanno passato 3 giorni guardando 200 anni di storia, di manifattura, di saper fare, hanno toccato, sono impazziti. Sto parlando di 2 cinesi, 2 indiani, 2 americani, di cui una nativa e una naturalizzata, sto parlando di un ragazzo del Ghana, di un sudafricano, di un turco, di un lituano, un ceco, di 5 italiani che hanno fatto una meravigliosa figura. 5 italiani hanno fatto una straordinaria figura, uno spagnolo, un argentino, un brasiliano, 25. Gli italiani hanno fatto una straordinaria figura, però ragazzi hanno un curriculum, vi devo dire che curriculum hanno, 4 lingue tutti, lingua madre più 3, tutti, e lo spagnolo me lo sono imparato perché mi divertiva, e l'inglese, ma ci mancherebbe, l'abbiamo fatta tutta in inglese, anche in azienda, anche la presentazione l'abbiamo fatta in inglese, e sai, poi alla fine cosa conta? Per Loris, per vincere o per aver vinto, che cosa conta? Contava girare il gas, no? O contava allenarsi tutti i giorni, volerlo, concentrarsi, perché sennò qui stiamo a dire che i politici ci devono, certamente bisogna investire di più, il rapporto tra GNP e ricerca e scuola e bla bla bla, però io non ho visto della gente con 4 teste, 3 gambe e 5 braccia, cioè non è che sono così convinto. Io ho visto degli italiani testa a testa con i migliori cinesi e gli ho parlato per internet, perché questo processo di queste 7 settimane ha preso quasi un anno, per cui io via via postavo e guardavo e ho chiesto loro di candidarsi e di spiegarmi perché io dovevo scegliere lui e non qualcun altro, o lei e non qualcun'altra. E questi in 5 minuti su YouTube con i loro telefonini mi spiegavano perché. 4 di questi li prendiamo subito, devono ancora laurearsi, quindi 4 lì sono opzionati. Hanno adorato venire in Italia. Quindi io non vorrei che noi qui facessimo e che i bamboccioni, no perché è troppo dura, è troppo difficile, non ci credi. Io so che sto aprendo un negozio a Milano, è una start-up, quindi io ci posso rimettere soldi e faccia, però vado avanti in qualche modo, finché duro vado avanti, banche, nonostante le banche vado avanti. Allora apro un negozio a Milano, cerco le persone, la prima cosa che mi chiedono è qual è il giorno di riposo, a che ora devono venire. Oh ragazzi, non è così, non funziona così, non funziona così, se no allora abbiamo abdicato, ma non la generazione di Mario e anche mia, perché siamo quasi coetanei, state abdicando voi, o abbiamo abdicato noi come generazione a cercare di formarvi. Qui, se gli dici che il telefonino in classe non lo possono portare, arrivano i genitori e sono legnati ai cosi. Io credo che un essere umano si formi con l'autorità, o se volete, lasciatemi dire, con l'autorevolezza. Siccome non sempre l'autorevolezza c'è,
Però a un ragazzino gli potrei dire di stare seduto composto, o no? Gli potrei dire di spegnere il telefonino, o no? Io non mi ricordo che c'era il telefonino 40 anni fa, quindi non voglio fare il vecchio e neanche rompicoglioni, però, perché sennò abbiamo confuso i ruoli. Uno deve rimanere statico e deve aspettare di essere illuminato da qualcun altro che se ne deve occupare. Bisogna avere fame e bisogna legnare, perché laggiù c'è della gente, in giro per il mondo c'è della gente che legna e che ci legnerà se non reagiamo. Siccome siamo nel cuore del nord-est, siamo nel cuore del luogo che per 25 anni è stato una delle 3 zone del mondo che hanno avuto fast growing, che hanno avuto lo sviluppo più veloce, anche quelli che hanno perso il treno, la capacità di fare il sistema, poca devo dire. Però siccome siamo nel posto giusto, allora ditelo anche ai vostri amici, diciamocelo tra di noi, perché secondo me non è una questione di formarsi, è una questione di volersi formare. Bravo Matteo, grazie perché hai... Le mani che avete battuto, quelli giovani che hanno battuto le mani, è un autoimpegno rispetto a quello che ha detto. No, non cavatevela dicendo che è bravo a avervi detto queste cose, dovete interiorizzarle. Mi pare che abbiamo fatto bene a usare questo, c'è stata una discussione anche al nostro interno se questo titolo un po' provocatorio della voglia di lavorare saltami addosso era giusto o meno. Allora, Capirossi, vi dico per chi non ha avuto tempo prima di farsi fare l'autografo, che poi appena finiamo Capirossi firmerà tutti gli autografi che volete. Seppur rotte le ha buone le mani per firmare allora, Matteo Marzotto dice bisogna voler vincere e chi meglio di Capirossi ci può spiegare che cosa significa questa parola, ma giustamente Marzotto diceva, beh, per chi fa una cosa come quella che ha fatto Capirossi o in qualunque altro attività sportiva, la competizione è per definizione il suo core business, la voglia di gareggiare contro gli altri, contro se stesso, contro i tempi, per la classifica, eccetera, eccetera, è diciamo insita nel lavoro, non è che uno se lo deve andare a cercare, è per definizione così. Naturalmente un po' diverso è andare in fabbrica, andare in ufficio, aprire una partita IVA, cioè fare tutte altre cose che sono diverse. A me piacerebbe che tu ci raccontassi come, diciamo, la tua esperienza, che poi appunto è generalizzabile, l'esperienza di un grande campione dello sport, possa essere trasferita, diciamo, nell'attività comune, immaginando che nessuno di loro o quasi possa essere in grado di fare in qualunque sport il campione del mondo. Quello che voglio dire in 2 parole senza annoiare nessuno, io penso che nella vita in genere, non solo nello sport, ma nel lavoro e nello studio ci vuole impegno e soprattutto bisogna sempre porsi degli obiettivi, perché sono gli obiettivi che ti portano a raggiungere quello che veramente desideri e questo è importante sempre. Io devo dire, io innanzitutto apro una parentesi e mi ritengo una persona molto fortunata perché nella vita ho fatto quello che amavo di più, quello che desideravo e mi ha portato sicuramente molto. Però c'è un inizio di tutto, non è che parte tutto, è facile vedere magari i grandi campioni dello sport, nel calcio, nelle moto, in qualsiasi altro sport e vederli magari quando hanno raggiunto l'obiettivo, c'è sempre qualcosa dietro. E la mia carriera è, io provengo da una famiglia normalissima di operai, quindi dico anche purtroppo lo sport del motociclismo è uno sport abbastanza caro, diciamo, gli investimenti iniziali sono importanti. Quindi io dico purtroppo, ho lasciato la scuola e dico purtroppo perché penso che l'istruzione e lo studio sia importante per tutti, soprattutto nella società in cui viviamo adesso. E ho trovato un impiego nel lavoro, lavoravo in una piccola azienda per cercare di racimolare quei pochi soldi che riuscivo a racimolare per aiutare i miei genitori in quello che io avevo deciso di fare, chiaramente con il loro aiuto. Poi le cose sono andate bene. Loro ti hanno ostacolato o favorito? No, devo dire che mia madre era contraria, chiaramente, come tutte le madri. No, mio padre aveva... Per ragioni di preoccupazione chiaramente, fisica. Aveva questa grande passione, quindi loro sono stati importanti nell'inizio di tutto questo. Però la mia è una carriera molto lunga perché solo di campione del mondo ho fatto 22 anni, ho finito quest'anno
e quindi in 22 anni di carriera ci sono anche tanti momenti difficili, non è tutto facile. Bisogna credere nell'obiettivo, i momenti difficili sono quelli importanti che ti fanno comunque crescere, che ti fanno raggiungere, che ti fanno vedere quello che veramente vuoi, e non bisogna assolutamente mai abbattersi nei momenti difficili, perché sennò è finita. È per quello che io dico che bisogna raspare, bisogna tirare fuori le unghie sempre, non nella vita normale. E comunque io dico, tante volte mi piace vedere quello che succede in giro. Adesso tutti chiaramente vogliono diventare magari ingegneri o laurearsi, che è giustissimo, però manca anche dietro qualcosa, anche i lavori umili. Tante persone non hanno voglia di sporcarsi le mani, non hanno voglia di lavorare. Se tu cerchi una persona per fare un lavoro umile, no, mi fa schifo, quello non lo posso fare, non va bene, ma secondo me c'è la carriera, la vita ci comincia da poco, da basso, e poi piano piano si cresce. E però tanti, secondo me anche la televisione cosa ci offre in questo momento? Ci offre questi miti che arrivano da varie trasmissioni, che possono essere tanti reality, e tanti ragazzi dicono: ah, guarda, lui è famoso in 2 giorni, ma questi qui cosa c'hanno? Alla fine, voglio dire, hanno magari un periodo della loro vita che può essere di 1 anno, 2 anni, e poi sono di nuovo nel nulla. Invece se uno si cresce... E diventano frustrati. Assolutamente. Se invece uno crede in se stesso, si pone degli obiettivi e parte da zero, io sono convinto che può raggiungere il traguardo che vuole raggiungere, ma bisogna metterci dell'impegno, bisogna crederci. E niente, nessuno ti regala niente, nessuno, mai, non è mai successo, non succederà mai. Quando magari si analizza lo sportivo che prende un sacco di soldi, magari perché se li merita, perché se li ha meritati, perché si è fatto un mazzo alla Madonna per arrivare e per raggiungere quell'obiettivo. E poi nella vita chiaramente niente è facile, però... Senti, ma visto che stai dicendo parole sagge sulla quella che viene chiamata la società dell'immagine, tu riferimento ai reality poco fa, tu in qualche modo, qualche volta ti sei sentito, come dire, diseducativo nei confronti dei giovani, perché ti hanno mitizzato, non hai avuto paura di trasmettere, tuo malgrado ovviamente, ma insomma per il ruolo che avevi di campione, diceva, questi si illudono tutti che si possa essere tutti campioni e che nella vita c'è o 0 o 100, insomma i 99 numeri in mezzo non valgono niente. No, assolutamente, io non voglio essere un esempio di nessuno, assolutamente, però penso che chiaramente non tutti possono diventare dei campioni nello sport, nella vita, nel lavoro, però tutti possono avere la possibilità di provarci, e questo è molto importante, provarci sempre. E poi chiaramente è difficile, tutto è difficile, però bisogna cominciare dal niente. Diceva prima Matteo giustamente, le opportunità di lavoro non sono solo in Italia. Io ammiro anche ragazzi che magari prendono la loro valigia e decidono di esplorare qualcosa di diverso, di capire qualcosa di diverso. Io ho amici che hanno deciso di muoversi, andare in altri paesi, studiare le lingue, imparare le culture. Le culture ti insegnano, lo sport nel mio caso mi ha insegnato molto. Io ho visto culture diverse, ho girato tutto il mondo, e la cosa che tante volte mi stupisce, magari vai in Malesia, ti trovi in un paesino disperso e chiunque parla l'inglese, tutti parlano l'inglese, puoi comunicare, e questo è importante. In Italia ancora non c'è questa cultura delle lingue, probabilmente anche la scuola magari non è sufficiente, certo. Non è sufficiente quello che dà, però bisogna credere in se stessi, bisogna porsi degli obiettivi e lavorare, crederci, perché se magari la società non ti pone quello, non ti chiede quello, tu devi cercare di raggiungere quello, di lavorare per quello, e alla fine avrai sicuramente quello che cerchi, può arrivare. Ma a proposito di girare il mondo, questa voglia, questa caparbietà, questo tirar fuori gli attributi, diciamo, mettiamola così, in giro per il mondo tu dove l'hai visti di più? Nei paesi asiatici, nei paesi, quelli cosiddetti emergenti che poi sono già emersi da un bel po'? Qual è stata l'esperienza che ti ha colpito di più da questo punto di vista? Diciamo che la Cina è particolarmente, vuol dire, loro
stanno utilizzando in modo diverso le cose giuste che devono fare. Però ci sono parecchi paesi emergenti. Diciamo che secondo me l'Italia negli ultimi 10 anni è rimasta un pochino in stallo. Io parlo anche delle strutture, un po' di tutto quello che sta succedendo. Invece gli altri paesi, tanti paesi emergenti, anche per dire la Malesia, l'Australia è un paese bellissimo, sono cresciuti molto e noi secondo me siamo rimasti un pochino fermi. Però è difficile fare paragoni. Io dico sempre che il futuro dell'Italia in particolare sono i giovani, sono loro che avranno la possibilità di far crescere, di dare tanto e comunque devono credere in loro stessi. Grazie a Capirossi. Poi se c'è qualche domanda vi diamo la possibilità di farla, però volevo sentire adesso da Polegato se concordi con, diciamo, anche con la veemenza che ci ha messo Matteo Marzotto nel dire a questi ragazzi dovete tirare fuori gli attributi, appunto, perché è giusto chiedere che si faccia questo e quest'altro, però poi dopo se non ci mettete del vostro. Sicuramente sia Matteo che Loris hanno toccato degli argomenti essenziali sullo spirito dei giovani, cioè noi non possiamo interpretare il mondo giovanile se non c'è entusiasmo, non possiamo noi far lavorare i nostri giovani se non sanno l'inglese e qui i problemi sono di diversa natura. Più semplice forse è di discutere di quello dell'inglese se oggi non solo i giovani ma anche la classe, io ho 58 anni, ci sono molti imprenditori che non sanno o non hanno l'inglese fluido o non lo conoscono e si arrabbiano con se stessi. In realtà è la politica, la scuola, lo Stato che a suo tempo non ha anticipato questo problema. Quindi scopriamo che quello che ci attribuiamo a noi stessi è un problema collettivo, è un problema sociale, è un problema del Paese Italia. Per quello che riguarda Matteo che diceva il discorso dell'entusiasmo, ma già il titolo è una risposta di questa nostra riunione, lavorare di più. Oggi non è che dobbiamo noi lavorare di più. Qui nel nord-est ancora si lavora troppo. La formula è diversa, noi dobbiamo lavorare in maniera diversa, in maniera meglio. Noi dobbiamo sviluppare forse meno braccia e più del nostro brain, del nostro cervello. E qui chiamo in causa ancora il discorso nostro, di quello che è l'imprenditore e quello che è un giovane. Magari oggi noi parliamo qui e abbiamo delle storie di successo, ma anch'io ai miei tempi andavo come voi ragazzi ad ascoltare i big di turno e magari non mi rendevo conto perché nella retroscena c'era un panel di grafici, di volumi d'affari a un punto tale che io non avrei mai pensato di poter raggiungere quei livelli là. Perché? Perché erano imprenditori che erano staccati da noi. Il mondo imprenditoriale, soprattutto ad alto livello, era diverso. Io la penso in maniera contraria. Io penso che la mia storia è una storia ripetibile. Perché? Perché ognuno di voi ha un cervello, ognuno di voi ha la fantasia. Certamente non tutti voi potete fare gli imprenditori, ma voi dovete fare gli imprenditori di voi stessi. Esatto. Voi non dovete pensare entro in un'azienda o per raccomandazioni o perché non ho un'altra chance. In un recente convegno che ho partecipato in Cina è stato osservato che noi utilizziamo mediamente, naturalmente qui ognuno è persona diversa dall'altra, il 20% della nostra cervello. Oh, ragazzi, il 20%, ci sarà lo scienziato che si occupa, ci sarà, però indubbiamente quante cose noi possiamo fare, però l'importante è di sapere come gestire le idee. Vedete, l'Italia, per esempio, il nostro paese, è il paese più ricco al mondo per la capacità di creare. Lo manifestiamo nella moda, nella cucina. Pensate che abbiamo un ristorante a mangiare la pasta e ognuno è diverso dall'altro. Perché? Perché la fantasia non ha limiti italiana.
Allora ci chiediamo perché noi italiani con questa grande fantasia non abbiamo la capacità di fare il business e ripetiamo nuovamente il concetto del caffè espresso che ci conosce in tutto il mondo, nato da un inventore probabilmente di Napoli. Starbucks ne apre 12.000 coffee shop nel mondo e quindi abbiamo l'immagine dell'Italia depauperata da un gruppo americano. Questo significa che oggi non basta creare. Il grande problema nostro è che dobbiamo avere la capacità di gestire le idee. E qui nasce un problema. Io lo ripeto spesso e lo ripeto tutto il giorno con i ragazzi, con i miei colleghi imprenditori. Che cosa vuol dire innovare? Innovare non è soltanto creare o modificare qualcosa, ma innovare vuol dire realizzare 3 elementi fondamentali. Creare. Io sono riuscito con i miei collaboratori a fare delle innovazioni nel campo della calzatura, dell'abbigliamento, però ogni idea deve essere accompagnata dalla proprietà intellettuale, da quello che noi chiamiamo brevetto. Quando noi parliamo di questo concetto ai giovani, io mi trovo spesso nelle università, entriamo in un tabù, ma parliamo di giovani che si stanno laureando in ingegneria, che dovrebbe essere il loro pane. La terza fase, che è altrettanto importante, è di sapere che quando noi abbiamo un'idea e ce la siamo appropriata anche attraverso il brevetto, all'inizio non funziona. Perché? Perché è nuova e quindi ha bisogno della sperimentazione. Ora, come possiamo noi pensare che un giovane imprenditore, scusate ragazzo di una famiglia che ha creato qualcosa, possa anche comperarsi un laboratorio o magari gestire un'idea e non è neanche un ingegnere? Ecco, allora dobbiamo mettere a disposizione a questi ragazzi la conoscenza, perché le strutture già esistono, che possono rivolgersi a un istituto o un'università per far sì che quell'idea funzioni. Quindi se noi uniamo creatività, brevetto e collaborazione con un centro di ricerca pubblico o un'università, noi trasformiamo un'idea in un progetto, creiamo una casa. E quanto vale questa casa? Può darsi 0 euro perché non interessa a nessuno. Noi ne abbiamo un esempio invece diverso. Ora io mi chiedo se per noi questo popolo di innovatori, se l'innovazione deriva dai giovani, se la scuola trasmettesse questo entusiasmo sui giovani, quanti progetti potrebbero essere nati in Italia? E quindi l'Italia non sarebbe solo il paese dove gli stranieri verrebbero qui a comprare camicie, scarpe, bottoni o non so cosa, ma verrebbero a comprare progetti. E quindi il nostro capitalismo farebbe quel salto di cui è obbligatorio nel mondo della globalizzazione, da un capitalismo industriale volto negli investimenti di capannoni industriali e in macchinari, di cui qui nel nord-est ormai abbiamo cementificato il territorio, a un capitalismo culturale. Allora troverebbero ragione tutti questi giovani che hanno studiato e che metterebbero a costante proficuo il proprio genio di studiare. Queste cose che io vi sto dicendo non sono soltanto una mia visione, ma è il mondo. Perché? Perché oggi il mondo è diviso in 2 aree e saranno sempre più nette queste 2 aree. Ci sarà un'Europa dove praticamente organizzerà, e speriamo che continui questo nostro stato di organizzazione a livello mondiale nel campo del marketing, della finanza, eccetera. E poi ci sono i paesi in via di sviluppo, i quali siamo costretti, dettati da regole del mercato, ad andare. Non parliamo dell'Asia, ma sarà l'Africa fra un po'. Quindi, alla fine, che cosa ci rimane? Ci rimane in maniera molto semplice. Giovani, guidare i giovani, dare entusiasmo ai giovani, guidarli e entusiasmarli, trasmettere ai giovani che il giovane deve essere imprenditore di se stesso. Poi c'è qualcuno come me che un giorno ha detto, rischio nel mercato, indipendentemente dalla mia famiglia, che era una famiglia abbiente, sono partito da zero e ho creato quello che sono riuscito a creare. Però immaginatevi voi che un domani entrate in un'azienda, lavorate in un computer, lavorate in una macchina operatrice, modificate per conto della vostra azienda quella macchina che ha un ciclo produttivo di più e gli brevettate per quella macchina quel sistema là.
Che cosa vuol dire? Che magari intorno a una macchina ci saranno gli ingegneri tedeschi con quella macchina che chiameranno il vostro padrone, permesso, posso copiare. Il padrone dice no, perché questo è una vostra, è fatto. Quindi voi non siete più il numero 350 dell'azienda, non siete più che ricorrete dai sindacati perché volete l'aumento, ma venite elementi vitali, voi siete imprenditori di voi stessi, siete voi che dettate le regole all'interno dell'azienda, e perché il lavoro futuro non è più fatto dall'imprenditore, l'imprenditore da solo non fa più nulla, il lavoro del futuro è fatto di insieme di persone che ci lavorano assieme. Grazie, Apolegato. Una battuta veloce, Matteo, come si ci attrezza praticamente, psicologicamente per diventare imprenditore di se stesso? Beh, è una relazione che impari dall'inizio. Devi mettere davanti allo specchio e parlare con te stesso. Necessariamente. Che ti devi dire davanti allo specchio? Ma insomma, io partirei dalla base quella normale, che nessuno è particolarmente più dotato, o sicuramente che tu non sei meno dotato delle persone con cui ti interfacci tutti i giorni. Questo lo puoi guardare, puoi vedere l'atteggiamento dei bambini, dei cuccioli in generale, voglio dire, dall'inizio. Ecco. Il vantaggio di un uomo è che con un buon esempio familiare, può anche raddrizzare delle timidezze o delle insicurezze, ecco, o anche le può molto aumentare. Quindi quello che è auspicabile è che ci sia un forte esempio, che è sicuramente quello di cui io ho potuto disporre maggiormente, proprio, quindi in quello sono stato veramente fortunato, anche perché l'esempio può indicarti anche quello che non devi fare eventualmente. Certo. Io quello che farei è stare sereni, cercare di vivere una vita intorno a se stessi, relazionandosi e non avendo mai delle preclusioni mentali. Ecco. Le paure è giusto averle, è giusto affrontarle, accettare di aver paura è una grandissima risorsa per crescere, perché in fondo la persona o le persone che hai davanti non sono diverse da te, possono avere meno paura a fare una cosa e una paura terrificante e inconsapevole e incontrollabile a farne qualcun'altra, quindi vedete che il mondo, siamo tutti abbastanza uguali. Non porsi dei limiti culturali, questo sono molto d'accordo. Se posso permettermi, perché sennò saremmo troppo bravi, sembra che l'abbiamo preparata noi tre qui. Con Mario sono d'accordo fino a un certo punto, in quanto esportatori di idee mi va benissimo. Attenzione che noi rimaniamo ricchi se facciamo industria. Industria vuol dire presidio del processo. Dobbiamo essere capaci di tenere produzione in questo paese, non soltanto zucca. Zucca tanta per fare produzione migliore. Io farei, tirerei a, forse, se potessi avere la bacchetta magica, forse a un benessere diffuso, leggermente inferiore, ma ancora una capacità di essere competitivi sull'industria. Io coi tempi che vengono avanti non ho la certezza che la scommessa sia e la creatività è sempre più su, è sempre più qua, è sempre più là. Noi sappiamo fare. Prima abbiamo detto che sappiamo fare, il toccare, che Loris ha espresso in mestieri umili. Non so se sono umili, la percezione dell'umile che cos'è? Io cercherei di fare bene tutto quello per cui siamo diventati così bravi. Non è che sarebbe così difficile. Noi ci siamo impoveriti, l'Occidente si sta impoverendo, perché abbiamo pagato delle robette che costano poco, che ha fatto qualcun altro, e che mica tanto lontano, nel 92, l'estate del 92, il 28 di agosto abbiamo svalutato il 20% la lira, ve lo ricordate? Il marco è passato da 7,50 a 480 lire, qualcosa del genere. E io non è che avessi tanto capito, però ero già in azienda e poi ho capito quando sono andato a vendere i prodotti. Adesso i sistemi sono tutti interconnessi. La mia percezione è che il mondo, il globo dal punto di vista della scoperta economica è finito, nel senso che se la Cina è il proprietario, finito in questo senso, lo dico come ha detto Monti l'altro giorno, andiamo a fondo, no? Volevo dire a fondo, ecco, no, intendo dire che è finito fisicamente. Cioè, se la Cina è il titolare del debito americano, il primo creditore dell'America, sarà preoccupata la Cina, si gratterà la pera a chi gli ridà i soldi oppure no. Quindi non esiste più un altro mondo. Sì, forse lì
L'Africa, insomma, Sudafrica a parte cresce in modo diverso e non penso che sia quello il futuro. Il futuro è interconnetterci, teniamo le produzioni, cerchiamo di farlo, cerchiamo di avere un po' meno. Noi abbiamo passato 10 anni crescendo del 25%, se le aziende quotate, io allora lo ero, non fossero cresciute il 25% sui trimestri, sembrava che fossimo, non so, dei deficienti. Quando quella non era industria. Allora i 10 anni dal 97 al 2007 sono stati una prima rivoluzione e ci hanno portato alla situazione di oggi. Adesso questo è un paese troppo caro in cui produrre. Come rimarremmo ricchi? Bene, questo è un discorso che ci porterebbe lontano, ma hai fatto bene a introdurlo. Ultima breve domanda a Capirossi. Tu adesso cominci un'altra vita perché ti sei ritirato dalle corse poche settimane fa e ti devi inventare il dopo. Come l'hai pensato? Quindi come fai a essere imprenditore di te stesso da adesso in avanti? Beh, adesso comincia forse il difficile, diciamo. Fino a questo momento ho fatto quello che mi piaceva, adesso dovrò occuparmi di cose diverse. Diciamo che il mio impiego per il futuro, per il prossimo anno, sarò consulente di Dorna, organizzazione, diciamo, del campionato del mondo, e dovrò occuparmi, già mi sto occupando di questo da circa 10 anni, cioè della sicurezza, per cercare di migliorare quello che abbiamo creato in questi anni. Sto collaborando direttamente con Bridgestone per cercare di risolvere le problematiche che abbiamo, diciamo, visto durante la stagione appena conclusa, e speriamo di poter vedere qualcosa di nuovo. Stiamo lavorando sui futuri regolamenti della MotoGP, in particolare della MotoGP, e speriamo che qualcosa possa cambiare, però ci metterò sicuramente la mia esperienza di tanti anni per vedere e per dare soprattutto la possibilità ai piloti che arriveranno di avere una vita più facile, diciamo. Però l'ultima cosa che volevo dire, dico ai giovani, lo dico di cuore, che non devono mai avere paura di sporcarsi le mani, perché io, voglio dire, ho fatto tanto, però non sono bravo in niente, ma so fare tutto. Nel senso, se mi do da fare in tutto. Casa, io mi sporco le mani, lavoro su una moto, vado in officina, se c'è da cambiare, se devo fare mi sono messo a fare il falegname, mi piace fare i mobili, so smontare un impianto elettrico, mi do da fare. E quando uno sa di avere la possibilità, non dico bene, però di saper fare tanti mestieri, tante cose, è sempre molto importante, perché sapersi muovere il giorno d'oggi va molto bene. Bravo, grazie. Allora abbiamo qualche minuto ancora prima di chiudere, c'è qualcuno che vuol fare delle domande? Possiamo darvi un microfono per... Posso? Sì, prego. È acceso? Tanto saluto gli ospiti qui intervenuti. Io vengo dalla provincia di Treviso, mi collego al signor Mario Moretti Polegato. Abito a 2 passi dalla sua azienda, l'ho vista crescere, ha dato lavoro a tanta gente. La mia è un'opinione un po' politica. Sono entrato in lavoro, se si ricorda, alla Tecni Sport di Venegazzù, di Baseggio, e vedo adesso che molte aziende che hanno dato lavoro a Montebellunese sono andate all'estero a costruire, parlo nel settore calzaturiero. Non è che si poteva rimanere nel nostro Montebellunese e dare la possibilità ai nostri giovani piuttosto di andare a fabbricare le scarpe all'estero, così si dava una mano ai nostri giovani, o i giovani non hanno voglia di lavorare. Mi collego nel settore, sì, nella provincia di Treviso. Chiaro. Molti industriali del Montebellunese sono usciti dall'Italia, o per via delle tasse o per via... Il costo del lavoro. Si dice che c'è crisi, però le fabbriche all'estero vanno, i prodotti arrivano in Italia buoni. Perché non dare l'opportunità ai nostri giovani? Sentiamo fuga all'estero di grandi cervelli, perché non tirarli dentro in azienda? Come dice lei, Mario Moretti, è dare l'opportunità ai giovani di aumentare
il budget dell'azienda. Grazie, la sua Grazie domanda è ben capita. Aggiungiamo qualche altra domanda e poi facciamo rispondere. Prego. Solo 30 secondi. Sono in pensione da qualche mese, ho comprato e venduto soldi per una vita e vi porto la mia testimonianza in 30 secondi. Spesso il capitale dell'azienda era dato dalle persone che ci lavoravano dentro. Spesso mi trovavo con imprenditori che avevano il problema di coprire i costi del personale. Quindi credo che se le aziende hanno delocalizzato all'estero, adesso vedremo esattamente il contrario. Vedremo aziende cinesi che verranno in Italia, portandosi della manodopera che costerà 1/10 di quello che costa la nostra. Ve lo dico come sono un imprenditore, ho lavorato per una banca e comprato e venduto soldi, quindi questa è la mia esperienza. Dico che dovremmo, per quello che so io, che ho visto io, e so poco e sono molto presuntuoso, dico che dovremmo scendere ancora un paio di scalini per ragionare con un metro adatto alla situazione in cui stiamo vivendo, che non abbiamo ancora completamente compreso, perché c'è molto, molto, molto di peggio che sta arrivando. Grazie. Grazie del conforto che ci ha dato. Ma ha detto la verità, quindi concordo pienamente con i termini della sua domanda, era solo una battuta per sdrammatizzare. C'è qualche altra, magari qualche giovane, qualche ragazzo che vuole fare una domanda? Cominciamo intanto a rispondere a quella diretta polegata. Innanzitutto condivido la preoccupazione del mio collega, perché siamo imprenditori, magari con un'età diversa, ma siamo sempre colleghi. Bene, per quello che ci riguarda noi non abbiamo questa responsabilità nel distretto di Montebelluna. Perché? Perché noi siamo nati da poco, siamo partiti da zero e nella nostra storia, pur breve, abbiamo sempre assunto. Quindi la posizione nostra, che è la Geox, rispetto allo Sport System, che sarebbe il distretto delle calzature, è totalmente diversa. Ora, gli faccio un esempio, anche per parlare di noi stessi. Qualche mese fa, forse l'anno scorso, è venuto da noi Guglielmo Epifani, che tutti noi conosciamo, ex segretario della CGIL, a darci una medaglia a Biadene di Montebelluna. Perché? Perché esisteva un cotonificio che era chiuso, dove lavoravano 500 dipendenti, 600 dipendenti e costituiva l'economia locale, di proprietà di investitori milanesi, eccetera. Quando noi siamo partiti abbiamo acquisito questa sede operativa installando dentro la prima produzione della Geox. Dopo 16 anni che la Geox è insediata là, ha trovato altre 600 persone, non più 500, che fuori danno lavoro a 30.000 persone. Allora, che cosa è successo? Noi abbiamo interpretato quello che era il mercato nuovo, seguendo però un iter etico di non aver per nulla turpato quello che era l'equilibrio dell'area dello Sport System. Diverse situazioni invece erano per le aziende storiche del distretto, i quali hanno delocalizzato, eccetera. Io penso che anche i fautori di questo non è che abbiano delocalizzato perché per cattiveria, diciamo. Cattiveria, eccetera, ma come una imposizione del mercato. Cioè, certo, noi abbiamo avuto una globalizzazione troppo veloce e siamo stati impreparati. Allora, ci sono persone che hanno reagito, altri che hanno chiuso lo stabilimento. Quindi la domanda dobbiamo porcela non tanto a livello come scelta imprenditoriale, ma come scelta di vita. Purtroppo è questo, perché a tutti noi ci piacerebbe trovarci nel nostro distretto e chiudere la produzione là. Detto questo, si può reagire davanti a questa globalizzazione anche per dare uno spiraglio nel futuro, perché se l'azienda, a parte il lavoro della calzatura, ma qualsiasi tipo di lavoro faccia, segue, diciamo, questo filone ideologico che io ho tracciato prima, che produce dei prodotti particolari e questi prodotti particolari, diciamo, sono propri attraverso la proprietà intellettuale e apprezzati poi dal mercato, perché poi è il mercato che li giudica,
è l'azienda che decide dopo dove muoversi, ha più elasticità nelle trattative produco dentro, produco fuori. Noi per esempio produciamo in tante parti del mondo, ma produciamo anche in Italia, produciamo nel distretto di Napoli, nel distretto dove fanno il tipo di calzatura che noi abbiamo bisogno. Quindi il futuro, se noi non mettiamo a punto questo discorso, che qualsiasi prodotto oggi che ha fortuna sul mercato deve essere diverso dal prodotto che già esiste sul mercato, che questa creatività deve derivare dalla passione dell'imprenditore e che l'imprenditore può essere trasmessa all'imprenditore di se stessi, che è un giovane che lavora dentro e che comunque alla fine il risultato è uguale. C'è poco speranze. Perché? Perché alla fine purtroppo vedremo le nostre aziende su dei building, vediamo, si trasformeranno sempre di più sulle attività commerciali anziché produttive. E qui purtroppo è un grande problema che noi... D'altronde, vede, come possiamo noi reagire in maniera contraria? Questo è il discorso, vuol dire uscire dal mercato. Matteo, volevi basta, rispondere anche alla seconda domanda? Insomma, il tessile ancora di più del distretto calzaturiero di Montebelluna ha vissuto e sta vivendo, diciamo speriamo adesso che qualcosa sia successo, ha vissuto un esodo necessario, diciamo. Basta vedere il costo, guardi, banalmente la differenza tra quello che il lavoratore prende in busta e quello che poi invece l'azienda deve pagare, ecco, questo è una delle due risposte. La seconda risposta è il valore assoluto del costo di un lavoratore in Italia rispetto ad altri paesi. Poi la vita non è giusta per forza, il mondo non è buono e non è giusto, quindi è facile dire che c'è il dumping perché lì non ci sono i costi del welfare. Secondo me questa è una crisi di welfare. Il secondo dopoguerra di una parte del mondo è una crisi di diciamo, sbilancio tra risorse e diciamo, tra ricchezze spalmate in giro per il mondo. E noi ci siamo trovati in questa condizione. E lo dico anche essendo un'azienda che ha tenuto a costi enormi il più possibile finché era possibile il lavoro in Italia. Però il conto economico è quello che è. Il conto economico non è che ti permette delle flessibilità. Il conto economico ti dice che quel prodotto lì lo puoi fare da un'altra parte, dei costi inferiori, eccetera, eccetera, eccetera. Poi la scarpa ha un'incidenza sul costo del lavoro di un certo tipo, evidentemente, e probabilmente delle scarpe ci saranno anche tante modalità, tante tipologie, e il tessuto o il filato o altri prodotti tessili, anche semilavorati o anche prodotti finiti tessili, hanno altre caratteristiche. Certo che c'è sempre stata la migliore intenzione dell'imprenditore, secondo me, almeno dell'imprenditore di questa parte del mondo, a cercare di tenere, perché è più facile tenere, anche culturalmente, tenere la produzione, da un punto di vista della gestione, salvo che poi i costi sono diventati impossibili da gestire, appunto. D'altra parte è inutile prendersela con i cinesi, perché fanno cinesi, i paesi emergenti, quello che i paesi oggi consolidati hanno fatto a suo tempo quando hanno cominciato a svilupparsi. Ma fino al 92, tutto Londra dal 92 al 97 noi l'abbiamo presa tutta, fino all'euro noi se l'abbiamo presa tutta. Noi siamo stati così, anche perché abbiamo fatto un po', diciamo, gentilmente, in francese abbiamo fatto un po' i paraculi. C'è qualche altra domanda? Perché abbiamo proprio bisogno di chiudere, vedevo che c'era una signora che... Io volevo solo portare un punto di vista mediamente giovane, e sicuramente ci sono persone molto più giovani, però una cosa su cui non sono assolutamente d'accordo, almeno dal punto di vista veneto, poi non voglio indagare su tutta l'Italia, è della mancanza di professionalità dei giovani. Quindi io parlo da laureata, vabbè, chiaramente conosco tantissimi neolaureati, devo dire che il livello dei ragazzi sta salendo sempre di più. Quindi il livello fra l'altro dei ragazzi italiani è altissimo, se posto anche in paragone con quello estero. E quello che trovo invece dal mio punto di vista, non dal mio ma dai ragazzi in generale, questo: io arrivo da un'esperienza all'estero, sono ritornata in Italia, ora mi sono riguardata un po' intorno e sto ripensando seriamente di ripartirmene nuovamente. Uno, perché è un'esperienza sicuramente arricchente a lavorare fuori. Due, perché sinceramente mi pagano il doppio, quindi perché rimanere qui se posso avere il doppio dello stipendio? Parlo 3 lingue e quindi vedo che 3 lingue sono molto più apprezzate all'estero che in Italia, sinceramente.
Conosco ragazzi laureati che parlano perfettamente le lingue, che si adeguano a fare dei lavori che secondo me, io li ammiro tantissimo per la forza che hanno, hanno la voglia di rimanere nel territorio e la voglia di far crescere il loro paese, e li ammiro tantissimo. Però se un domani ti vuoi costruire qualcosa, se vuoi puntare a qualcosa di più nella vita per te stesso, devi fare anche queste scelte, purtroppo. Poi io spero che un domani, magari ricco di tanta esperienza, una persona possa tornare e chi lo sa, magari fare qualcosa, partire. Tantissimi ragazzi che sono all'estero desiderano tornare e aprire un'azienda, questo è il desiderio fortissimo, quindi voglio dire, le idee ci sono, però bisogna trovare gli spazi. Grazie, guardi, le rispondo io ho una figlia di 27 anni che ha studiato, ha fatto l'università in Germania, si è laureata in biofisica e ha preso un master fuori e continua a guardare, e io come padre mi sono rapportato a lei con l'idea di farla cittadina del mondo, e credo che questo dovrebbe essere, diciamo, una prassi normale. Le radici devono rimanere, il rapporto col paese, con il luogo dove si è nati deve rimanere, ma il mondo di oggi richiede un'apertura mentale, una disponibilità che va al di là dei confini, ed è giusto che sia così ed è bene che sia così, e quindi credo che non ci sia nessun tradimento del proprio paese nel momento in cui si approccia in una maniera che lei ha detto. La prima parte, quando lei ha detto non sono d'accordo, ma qui nessuno ha detto che i giovani non sono professionalizzati. Lui prima, quando ha fatto l'elenco di tutti quelli che hanno partecipato a quell'iniziativa della Marzotto, ha detto che c'erano 5 italiani che hanno fatto una straordinaria figura, quindi il problema vero è che, come dire, oltre a quello che si apprende, si studia, ci vuole un surplus che sta tutto nella psicologia, nella dimensione personale o se vuole familiare, che è quello di la grinta, l'entusiasmo, la voglia anche e soprattutto di sacrificarsi. E questo non sempre è diciamo, diffuso, non sempre. Il titolo che noi abbiamo dato voleva essere volutamente provocatorio per dire: da un lato c'è la volontà e la capacità, dall'altro c'è la pigrizia e il disimpegno. Si combattono queste due tendenze, bisogna fare in modo che vinca la prima rispetto alla seconda, e l'iniziativa che qui abbiamo fatto stamattina nell'ambito di questo appuntamento straordinario di Job Orienta che fa la Fiera di Verona era proprio quello di portare un contributo in questa direzione. È anche per questo che, chiudendo e ringraziando i nostri ospiti, voglio nuovamente ringraziare il Presidente e Direttore della Fiera per averci dato questa opportunità, sperando che sia la prima di una lunga serie. Grazie a tutti.